Cristian Maier, allora che anno è stato? Un anno particolarissimo, senza pubblico, insomma si è ripreso dopo la sosta, però i risultati insomma sono arrivati finora. Sì, la classifica insomma, è positivissima, credo che abbiamo ancora molti margini di miglioramento, soprattutto nei giovani, non tanto magari nell'aspetto tecnico ma più nell'aspetto di personalità. Ecco, se i nostri giovani riescono a tenere il campo con personalità e riusciamo a diventare nuovi giocatori, poi penso che potremo dire la nostra anche in un'eventualità dei playoff importanti per provare a fare un salto di categoria. Domenica avete vinto col Torrenova, domenica prossima ci sarà una partita importante che sarà determinante anche per la qualificazione. Sì, veniamo da partite molto positive, da partite importanti, ultimamente non abbiamo avuto come dire, delle partite impegnativissime e speriamo che questo non ci abbia fatto perdere un po' di ritmo sulle partite importanti. Benareggio sicuramente è una prima della classe, verrà qui sicuramente per ribaltare quello che è successo all'andata dove noi abbiamo vinto e quindi sarà una partita sicuramente difficile, speriamo solo che siamo pronti e reattivi ad affrontare un impegno così difficile. Senza il pubblico? Purtroppo io questa cosa qui sinceramente non ci speravo nel discorso del pubblico quest'anno, la situazione sembrava troppo incerta e quando c'è incertezza nessuno vuole rischiare niente, giustamente, quindi non mi aspettavo purtroppo la presenza di pubblico. Sicuramente per noi è un grosso problema perché anche se il palazzetto non era pieno si sentiva moltissimo il calore del pubblico e quindi sicuramente a noi ci creerà dei problemi, ma l'ha creato sicuramente anche altre squadre, faccio un esempio Vigevano, che è una squadra che sta andando molto bene nel nostro girone, nell'altro girone però B2, loro col pubblico sono tutta un'altra squadra, ecco. Quindi insomma ha portato male a noi ma anche agli altri, quindi ora vediamo, speriamo che nella prossima stagione il pubblico possa tornare l'entusiasmo perché la cosa non è bella per niente. Insomma. Pensierino alla promozione ce lo fate? Ma noi ce lo facciamo sempre, noi giochiamo sempre per il miglior risultato che possiamo ottenere. In questo momento la classifica dice che noi possiamo lottare per provare a fare un salto di categoria e ci proviamo. Non veniamo assillati da questo perché il progetto è diverso, il progetto è migliorare, trovare giocatori che siano inseriti bene nel nostro contesto, che si trovino bene qui, che giochino per la società, per la maglia, che migliorino tecnicamente e mentalmente. A noi interessa più questo, a dire la verità, e tutto il resto viene di conseguenza, quindi noi siamo concentrati su altro, perché pensare solo all'obiettivo di vincere, poi uno perde tante piccole cose che sono fondamentali per poi vincere, quindi noi ci concentriamo sulle piccole cose e speriamo poi di fare una cosa importante. Ma sì, si sta avviando al termine della prima fase, sostanzialmente siamo soddisfatti dell'ultimo periodo che stiamo vivendo perché sicuramente i risultati ci hanno aiutato a lavorare meglio, abbiamo trovato un po' di continuità in termini di risultato e questo sicuramente ci aiuta a guardare avanti. Noi, come detto dall'inizio, guardiamo partita per partita, quindi la necessità adesso, il nostro focus adesso è ovviamente sulla prossima partita con Benareggio, che è fondamentale per i 2 punti che servono per la seconda fase, per portarci lì dietro in quella che sarà la fase che inizierà dopo la sosta, quindi siamo concentrati solo su quello. Con quale obiettivo pensate di raggiungere? Proviamo a vincere tutte, ovviamente. Il fare adesso un programma rispetto a un girone con squadre che non abbiamo mai incontrato, sicuramente dobbiamo capire se il livello dei 2 gironi è il medesimo piuttosto che no. Viviamo partita per partita, sinceramente questa stagione già dall'inizio sapevamo che comportava alcune difficoltà esterne che avrebbero dovuto vederci concentrati sul momento e non troppo a lungo termine. Ovviamente giochiamo per provare a vincerle tutte, la prossima è impegnativa, quindi rimaniamo concentrati solo su quella. Ovviamente l'idea è quella di voler essere sempre competitivi. Giocare senza pubblico che effetto fa?
Ci manca una grande parte, perché sicuramente il nostro pubblico ci darebbe quel qualche cosa in più, ma è ovviamente una situazione che avevamo già preventivato. Ci dispiace non poter avere i nostri tifosi vicino, perché sicuramente ci potrebbero aiutare in tutti quei piccoli momenti di difficoltà dove necessitiamo di una spinta. Sappiamo che tanti tifosi ci sono vicini, anche se non riescono a venire al palazzetto, li sentiamo, capiamo e avvertiamo la loro presenza, aspettiamo e speriamo di poterli riabbracciare fisicamente tutti qui al Palasport.